Allora, nuovamente buonasera, siamo in collegamento con il direttore di Tele4, Luigi Bacialli. Buonasera direttore. Buonasera Laura, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora, abbiamo parlato di tanti argomenti nei nostri telegiornali, non abbiamo approfondito naturalmente, lo facciamo ora con te, invece i temi internazionali, quelli di cui tutti parlano in questi giorni, leggendo i giornali, guardando i telegiornali, questo incontro che potrebbe portare alla pace tra Putin e Zelensky, al centro sempre la guerra in Ucraina. Sì, diciamo che ci sono dei soliti buoni propositi e in effetti se dovesse svolgersi questo incontro a Istanbul tra Zelensky e Trump è quasi sicuro che ci siano entrambi. Non è sicuro se ci sarà anche il presidente russo Vladimir Putin, che non ha dato una risposta ufficiale, non ha detto né sì né no, almeno per ora. Probabilmente manderà una delegazione, probabilmente ci sarà il ministro degli esteri Lavrov, è difficile che lui intervenga personalmente, almeno non sembrano esserci presupposti perché lui si presenti lì in carne ed ossa, però non si sa mai, vediamo. Ecco, stiamo a vedere, insomma, Putin un po' temporeggia, dai, vediamo se forse si può dire veramente la parola fine a un conflitto che dura ormai da 3 anni. Sì, diciamo che pare che siano i grandi della terra, siano su una strada meno accidentata del solito, anche se rimangono tanti ostacoli e sono tutti personaggi che hanno un grande ego, soprattutto Putin e lo stesso Zelensky, e che non vogliono fare diciamo retromarce, non vogliono cedere un minimo dei territori che hanno conquistato rispettivamente in questa guerra tra Mosca e Kiev. Quindi diciamo che chi è più in difficoltà dal punto di vista militare ovviamente Zelensky, c'è stato il famoso incontro tra i cosiddetti volonterosi a Kiev dove mancava Giorgia Meloni, e di questo Meloni è stata fortemente criticata da parte dell'opposizione. Oggi sentivo nel question time un attacco durissimo da parte della sinistra che le rimproverava di non aver fatto quello che avrebbe dovuto fare, avrebbe dovuto andare a Kiev, ma non l'ha fatto perché secondo il centro-sinistra Giorgia Meloni non vuole inimicarsi Trump, non vuole sembrare troppo disponibile con Zelensky a questo punto perché è troppo legato agli Stati Uniti. Insomma, queste sono tutte letture così abbastanza generiche e tutte da verificare. Certo rimane un problema in Europa tra Macron, Starmer, il premier inglese e anche lo stesso cancelliere Merz, cioè i rapporti tra europei sono sempre difficili e l'Europa non si sta comportando come avrebbe dovuto comportarsi, non adesso ma da molti anni a questa parte, è stata a guardare, ha solo così sposato la causa ucraina pensando che la guerra sarebbe durata poco, si è impegnata anche con gli armamenti in maniera pesante, quindi l'Europa è quella che in questo momento rischia di fare la figura peggiore. A Istanbul può darsi che ci possa essere una qualche svolta, insomma, se dovesse andare Putin, ma io non credo, insomma, è molto, molto complicato. Potrebbe essere un primo passo verso un negoziato, verso la pace, ma temo che non caveranno un ragno dal buco, come si suole dire, ma spero di sbagliarmi, spero di sbagliare. Speriamo tutti di sbagliarci, insomma, c'è anche il presidente Lula che è volato a Mosca per esortare Putin a incontrare Zelensky, insomma c'è grande attenzione, il momento è veramente delicato proprio per questo spiraglio che può far vedere, ma che come dicevi tu potrebbe anche risolversi in un nulla di fatto, no? E questo è il rischio. Esatto, sì, perché sono ancora distanti le posizioni. Diciamo che a San Pietro, ai funerali del Papa, e questo è stato un po' un miracolo, c'è stato il famoso incontro tra Trump
Zelensky nella Cappella Sistina, no? Uno Sì. seduto davanti all'altro come due amici al bar, e questa chiacchierata a cui avrebbe voluto partecipare anche il presidente Macron, ma che invece è stato respinto, ha portato se non altro l'accordo sulle terre rare, quindi c'è un accordo tra Kiev e gli Stati Uniti che permette a Zelensky di sentirsi in qualche modo più al sicuro rispetto a Mosca, perché Trump, che si lega in qualche modo all'Ucraina e che al tempo stesso è un sodale di Putin, mette Putin certamente in qualche difficoltà, in qualche imbarazzo, perché se Putin vuole distruggere a questo punto Zelensky, e sarebbe poi alla fine il suo vero obiettivo, si troverebbe a dover in qualche modo fare dei danni anche al Presidente degli Stati Uniti. Quindi è una situazione davvero complicata, e quindi si spera, per esempio, ecco, che il nuovo Papa possa fare molto in questo senso. Infatti, a proposito proprio del nuovo Papa, Leone XIV, qual è stato l'impatto, insomma, di questa elezione, anche abbastanza breve, no? Rispetto magari alle volte scorse, qual è l'impatto del personaggio proprio di questo Papa americano, questo Papa statunitense? Laura, io credo che sia un Papa molto diverso da Francesco, contrariamente a quanto si è detto all'inizio, perché è sicuramente un uomo di chiesa ed è un uomo che sarà vicino agli ultimi, è un agostiniano di ferro, è uno spiritualista, diciamo che è un uomo molto più dogmatico rispetto a Papa Francesco. Papa Francesco è piaciuto per i suoi modi semplici, la sua umiltà, la sua disponibilità con i poveri, con i malati. Questo è un Papa sicuramente più freddo ma più tattico, è un Papa che secondo me potrà fare molto di più rispetto a Francesco. Francesco è stato molto amato ma poco ascoltato da parte di coloro che sono adesso sullo scacchiere mondiale, stanno praticamente dando le carte. Il Papa ha invitato tutti ad arrivare alla pace o comunque a un negoziato, e nessuno gli ha dato retta. Io credo che Leone XIV potrà fare molto di più, perché è un uomo molto tecnico, diciamo, se posso usare questo termine. È un uomo che ha studiato molto, che conosce molto bene anche i rapporti e anche la diplomazia, perché è stato a capo della Congregazione Pontificia del Sud America, quindi nominato da Francesco, che lo stimava molto. E si è detto che è un Papa anti-Trump, ma più che un Papa anti-Trump è un Papa che potrebbe finalmente riuscire a dare qualche bacchettata a questi bulli della geopolitica, questi prepotenti che non rispettano le regole, che sono volgari, che sono cafoni. Oggi Putin ha dato dei deficienti agli europei, ma come si permettono? E anche Trump, che ci ha dato degli imbroglioni, ci ha dato dei parassiti. No? Infatti, lo ricordiamo. Su questo credo che il Papa possa dare grandi lezioni e possa essere molto più temuto da Putin, da Zelensky, da Trump in particolare, rispetto a quanto con questo Papa, insomma, non potranno scherzare. Dopodiché, sai, il Papa fa il suo lavoro, fa il Papa, la Chiesa è la Chiesa e gli Stati sono gli Stati. Però io sono convinto che ci sarà anche da parte sua la disponibilità a fare quelle operazioni di persona che Francesco non ha potuto, non ha voluto fare. Cioè, io credo che prima o poi questo Papa andrà personalmente a Mosca o a Washington a cercare di mettere, così, un po' in riga, portare forse a più miti consigli questi prepotenti. Forse sarà anche più ascoltato, lo speriamo, insomma, proprio a livello internazionale. Parlando di un altro conflitto che sta insanguinando il mondo, quello in Medio Oriente, la striscia di Gaza, Netanyahu
qui la situazione è sempre più delicata. Sì, Netanyahu davvero sta dando una grossa delusione a chi è sempre stato dalla parte di Israele, ha riconosciuto l'orrore della strage del 7 ottobre, ritiene che Israele sia stato costretto ovviamente a reagire, però c'è reazione e reazione. Adesso, dopo quello che è successo, dopo le tregue, la liberazione di alcuni ostaggi, l'invocazione della pace anche in Medio Oriente, Netanyahu che salta fuori improvvisamente e dice occuperò militarmente con un attacco massiccio la striscia di Gaza, sposterò 2 milioni di persone, distruggerò Hamas, che vuol dire poi far morire i pochi ostaggi rimasti. È una decisione scellerata che tutti stanno condannando. Io spero che anche su questo il Papa possa intervenire. Forse avrebbe potuto farlo ancora meglio il Vescovo di Gerusalemme Pizzaballa, che era tra i più papabili, insieme ovviamente al Cardinale Parolin, ma non si può andare avanti così, cioè lì muoiono bambini, sono morti bambini, non si può massacrare una popolazione anche se si ritiene di avere il diritto di farlo, ma non c'è il diritto di fare delle stragi o dei genocidi a questo punto. Grazie direttore Bacialli per il commento, insomma, delle notizie principali, e buon lavoro, ti auguriamo naturalmente e ci rivediamo la settimana prossima. Grazie a te Laura, grazie, arrivederci. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di serata a tutti. Dramma a Trieste, una mamma trentenne è stata trovata morta nel suo appartamento, abbracciata alla figlioletta in lacrime, la bambina sarà affidata a una famiglia. Derubata dei contanti che teneva in borsetta mentre dormiva, poi la donna si è svegliata trovandosi faccia a faccia col ladro accaduto in una villa di Scala Santa. Doppio furto in 2 locali in via Trento, colpiti i bar Once e 040, ladrinazione anche a Santa Croce in una casa di Valmaura. E battaglia sull'attacco eseguita sul corpo di Lilli l'8 gennaio 22, letture diverse dalle 2 consulenze medico-legali ora messe a confronto. Basta partecipazione all'inaugurazione della nuova piazza di Roiano con i bimbi delle scuole. Ai residenti piace, ma vorrebbero più verde. Le opposizioni, ora l'asilo pubblico. La Regione utilizza dati incongrui e l'accusa che alcuni consiglieri regionali di centrosinistra hanno rivolto al progetto di riforma sanitaria della Giunta. Inaugurato il campo di Baskin a Borgo San Sergio per la pallacanestro Trieste e le amministrazioni regionali e comunali. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura una notizia terribile, un dramma familiare a Trieste. Una mamma è stata trovata morta in casa, abbracciata alla figlioletta in lacrime. La bambina è stata affidata a una famiglia triestina. Vediamo. La mamma muore in casa, i soccorritori buttano giù la porta e la trovano con la figlia piccola abbracciata in lacrime. Una terribile tragedia, quella che si è consumata in un appartamento di un rione periferico di Trieste. Questi i fatti sui quali non vengono diffusi particolari proprio per tutelare la bambina. La donna, sulla Trentina, a Trieste in seguito al conflitto in Ucraina, è stata trovata morta ieri sera all'interno del suo appartamento, pare per cause naturali. Nella mattinata di ieri la bambina non si era presentata a scuola
scuola e il personale scolastico e dei servizi sociali aveva cercato di contattare la madre senza successo. È quindi scattato l'allarme che ha portato in seguito l'assistente sociale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 a fare la terribile scoperta. Sono in fase d'accertamento le cause della morte della donna, ma sono state subito escluse le ipotesi del gesto volontario o dell'atto violento. La bimba è stata dapprima affidata al Burlo Garofalo, subito dopo è stata presa in carico dai servizi sociali del comune che si sono attivati immediatamente, come ci hanno confermato al telefono il sindaco di Piazza e l'assessore Tognolli, entrambi umanamente molto colpiti dalla tristissima vicenda. Tramite il centro per l'affido è stata dunque già individuata una famiglia che potrà prendersi cura della sfortunata bambina, mantenendo per quanto possibile le sue abitudini di vita. È stato investito da una scarica elettrica 690 volt un lavoratore di 57 anni impiegato in una ditta di appalto navalmeccanico, la Global Star Group con sede a Trieste, è rimasto vittima oggi verso le 11 di un infortunio a bordo di una nave in costruzione, la Sea Princess, nel bacino di Panzano. L'operaio è rimasto folgorato mentre era dedito a lavorazioni su un quadro elettrico. Ha riportato lesioni a entrambe le mani, gli è stata riscontrata una lieve aritmia che anche per la dinamica dell'accaduto ha richiesto approfondimenti ospedalieri. Torniamo a Trieste, derubata dei contanti che teneva in borsetta mentre dormiva. Poi la donna si è svegliata trovandosi faccia a faccia con il ladro. L'inquietante fatto di cronaca è avvenuto in una villa di Scala Santa. Una donna, la proprietaria di casa, si è trovata faccia a faccia questa notte con il ladro che rovistava nella camera da letto per rubare soldi e gioielli. Tantissimo spavento naturalmente, pensate, trovarsi faccia a faccia con il ladro al proprio risveglio in piena notte. Momenti di terrore nella notte in una villa al civico 149 di Scala Santa. Il ladro in abiti scuri e col volto travisato è riuscito a entrare nell'abitazione forzando una finestra. Prima ha rovistato in giro per la casa alla ricerca di oggetti preziosi e soldi, poi è salito le scale fino a raggiungere la camera da letto della vittima. Mentre la donna dormiva, il ladro ha rovistato nella sua borsetta dove ha trovato 400 euro. A quel punto la signora si è svegliata con il malintenzionato a pochi metri da lei. L'uomo è fuggito subito, uscendo dalla porta principale dell'abitazione. La malcapitata ha chiamato le forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con la scientifica. Investigatori alla ricerca di elementi utili per rintracciare il ladro, come impronte digitali e immagini di videosorveglianza. La zona è munita di telecamere, anche private. Forse proprio quelle immagini potranno ricostruire parte del tragitto compiuto dal malintenzionato. Ladri in azione questa notte anche in via Trento, colpiti i locali UANS e 040. Ci siamo svegliati questa mattina, ci hanno chiamato i carabinieri e siamo corsi giù. In verità hanno fatto il danno del vetro e ci hanno rubato pochissimo, il fondo cassa e una bottiglia di Jack Daniels. Un altro furto con spaccata ai danni di un locale a Trieste. Nella notte ignoti hanno infranto la porta vetro del bar UANS in via Trento, magro bottino, pochi spiccioli e appunto rubato una bottiglia di whisky. Il danno vero è quello all'ingresso, sostituire il vetro costerà alcune centinaia di euro. Qua è la prima volta. So che dei miei colleghi è già successo qua in zona, però per qua è la prima volta. Avete fatto denuncia quindi? Certo, speriamo bene. Ma questo non è l'unico furto avvenuto nella notte in via Trento. A pochi metri dal bar UANS c'è il locale 040, il primo dei due a essere stato colpito. Probabilmente si tratta delle stesse persone. Il ladro o i ladri sono riusciti a entrare attraverso la porta della cucina per poi rubare i soldi delle mance. Il fondo cassa infatti era vuoto, il personale del locale, già vittima di furti in passato, non tiene l'incasso della giornata nel ristorante. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri, la zona fortunatamente è piena di telecamere, le immagini sono già state acquisite. Ladri in azione ieri sera in un'abitazione di Valmaura, sul posto i carabinieri della stazione di Portonuovo che hanno constatato segni di forzatura alla porta d'ingresso. L'appartamento era a soqquadro ma non è stato rubato nulla. Tentato furto nella notte anche a Santa Croce. Marito e moglie erano al piano superiore della propria abitazione quando hanno sentito dei rumori provenire dal pianterreno. Scesi a vedere, i coniugi hanno notato che una finestra era stata forzata ma i ladri non sono riusciti a entrare in casa. Indagano anche in questo caso i carabinieri, questa volta di Aurisina.
Due risultati diversi dalla lettura della stessa TAC. Parliamo del caso Resinovic e della frattura della vertebra toracica T2. Secondo la relazione medico-legale a firma Cavalli e Costantinides, nessun segno di lesività traumatica. Secondo la consulenza Cattaneo, quella lesione c'era prima dell'esame autoptico. Abbiamo messo a confronto le due relazioni. Non si rilevano lesioni ossee traumatiche o strutturali, anche pregresse, a carico del rachide dorsale, del cingolo scapolare, dello sterno e delle ossa, segni di modica spondiloartrosi diffusa, compatibile con l'età. È quanto si legge nella relazione della TAC eseguita sul corpo di Liliana Resinovic l'8 gennaio 2022 nel reparto di radiologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste, alla presenza del radiologo Fabio Cavalli, del medico legale Fulvio Costantinides, oltre a un tecnico sanitario. Nessun segno traumatico viene rilevato nell'area che comprende la tanto discussa vertebra toracica T2. Dunque, secondo quell'esame radiologico, la vertebra non presenterebbe alcuna frattura attribuibile a terzi, lesione che invece sarebbe stata rilevata dallo studio condotto dai medici legali Vittorio Fineschi e Stefano Del Rico, consulenti della famiglia Resinovic, che hanno eseguito una rilettura proprio delle immagini di quella TAC. Rilettura in sede di seconda autopsia fatta anche dall'antropologa forense Cristina Cattaneo. Anche lei riportò quella lesione nella sua relazione. Però, giorni fa, il tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, presente all'autopsia sul corpo di Liliana dell'11 gennaio 2022, 3 giorni dopo la TAC, raccontò alla stampa di aver provocato lui quella frattura con una manovra di iperestensione del collo di Liliana, propedeutica all'ispezione autoptica. Molinari aveva anche raccontato che quel tipo di frattura si produce con più frequenza di quanto si creda, eseguendo certe manovre del cadavere in sede di autopsia. Affermazione però criticata da diversi medici legali operanti in tutta Italia. Ma torniamo alla TAC dell'8 gennaio 2022. L'esame radiologico, che viene sempre eseguito prima dell'autopsia, di fatto serve a fotografare i reperti, ad archiviare immagini di ogni dettaglio e parte del corpo prima dell'ispezione cadaverica. Com'è possibile ottenere risultati differenti dall'analisi delle stesse immagini? Eppure, proprio nella seconda consulenza medico-legale a firma Cattaneo, quella lesione è stata considerata elemento chiave a supporto della tesi dell'omicidio, poiché inserita in un contesto di lesività di natura contusiva, quindi attribuibile a mano di terzi. Così da pagina 159 del documento. La presenza dell'intaccatura è stata rilevata anche sull'immagine TAC effettuata in seguito al rinvenimento del cadavere, ovvero quella dell'8 gennaio 2022. Ancora dalla relazione Cattaneo, il rinvenimento dell'intaccatura sulla TAC supporta l'ipotesi che tale frattura fosse presente già al momento dell'esame. Secondo questa documentazione, dunque, quella lesione non potrebbe averla provocata il tecnico Molinari. Ecco che allora casca la domanda: dove sta la verità? Ancora la cronaca, verso le 17 di oggi un tir ha provocato un grave incidente avvenuto al chilometro 13 del raccordo autostradale. Il guidatore del mezzo pesante, un camion cisterna contenente gasolio, ha perso il controllo, ha centrato un mezzo d'emergenza dell'ANAS che in quel momento stava dando assistenza a un'autovettura tedesca in avaria. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo grave né ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, ma i due tecnici dell'ANAS sono stati trattati sul posto dai sanitari. Ingenti danni ai veicoli sia al mezzo dell'ANAS che al tir, grossi disagi al traffico con il flusso veicolare che è rimasto bloccato per molto tempo. Sul posto, oltre al 118, la polizia stradale, il personale dei vigili del fuoco e una pattuglia della Guardia di Finanza. Vasta partecipazione, voltiamo decisamente pagina, oggi all'inaugurazione della nuova piazza di Roiano, alla presenza di molti bambini delle scuole e di una massiccia rappresentanza delle istituzioni. Vediamo. Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte. Bravi, viva Roiano! C'era il pubblico delle grandi occasioni quest'oggi a Roiano, in riferimento ai bambini delle scuole Tarabocchia, Isola dei Tesori e Delfino Blu, che con la loro presenza e i loro canti stamattina hanno inaugurato ufficialmente la nuova piazza del Rione. E il focus oggi lo dedichiamo proprio a loro, futuri fruitori di questi spazi, fra area giochi, parete d'arrampicata e più in generale spazi a disposizione che fino ad oggi erano interdetti alla cittadinanza. Accanto a loro un ricco parterre istituzionale, con in testa il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, visibilmente emozionata e soddisfatta per il traguardo raggiunto.
tagliato. Oggi sono molto emozionata perché erano 3 opere pubbliche che erano lì in attesa da anni, 3 opere complicate e che sono contenta di vedere il traguardo e di vederle realizzate per Trieste. Quindi una grande soddisfazione. Ovviamente il mio lavoro non si ferma, andiamo avanti con altre opere. Un obiettivo raggiunto a fatica, fra tempi dilazionati, modifiche al progetto, tempistiche burocratiche, i lavori alla volta del torrente sotterraneo, gli ostacoli riscontrati nel realizzare il parcheggio, ma alla fine il nastro è stato tagliato. Questo progetto nasce per i bambini e difatti guarda che roba, è una grandissima emozione, sono molto felice, ce l'abbiamo fatta. Pensa che ho cominciato nel 2003, siamo nel 25-22 anni, una robettina da niente insomma. Ho detto ai cittadini di segnalarmi qualsiasi cosa che non va bene, perché sono un po' stanco, davanti a una cosa così bella bisogna evitare i vandalismi. Ho iniziato questa battaglia nel 92, infatti oggi c'è un po' di pelle d'oca perché ovviamente il risultato permette a noi roianesi di non avere più il muro di Berlino. È caduto il muro di Berlino, era caduto il muro a Gorizia e qui c'era ancora un filo spinato ed un muro che divideva a metà il rione. La partecipazione oggi è stata notevole. Oltre alla rappresentanza istituzionale c'era molta gente, residenti, curiosi, personale degli uffici comunali che hanno seguito l'iter e le ditte, tra cui la All Green che ha curato il verde, menzionata anche dal sindaco, in particolare Giacomo, onnipresente nel cantiere in questi mesi, nonché una rappresentanza di Acega, Sapies e Anga. La piazza non ha ancora un nome. Il locale ricavato nella struttura dell'autorimessa è ancora da definire a cosa sarà destinata, ma intanto la città da oggi può godere di un nuovo spazio pubblico. Come terza circoscrizione, fin dai tempi del consigliere assessore Lorenzo Giorgi, è sempre stata molto attiva e vicina a tutta la comunità. E nel complesso è positivo il giudizio dei cittadini sulla nuova piazza di Roiano, resta qualche perplessità. Sentiamo. La nuova area di Roiano Expolstrada, rifatta a nuovo, che cosa ne pensa? Ma è abbastanza carina, mi aspettavo un po' più di verde, cioè meno cemento, onestamente, però devo dire che insomma un 60% dai. Ci voleva sostanzialmente? Ci voleva, ma ci vorrebbe più verde, sindaco, anche in piazza della Borsa, piazza Unità, ci vogliono alberi, basta cemento. Il sindaco è stato, devo dire, bravissimo perché noi l'abbiamo visto tante volte venire qua a bersi il caffè a controllare, per cui chapeau. Ma dovrebbe essere una cosa bella, speriamo. Per gli anziani, poi c'è l'asilo, ci sono tante cose, ci sono anche tanti posti in macchina. 99, esatto. 99, beh. Credo che fra le tante cose questa sia una cosa interessante. Una cosa interessante, poi è stata realizzata, mi sembra, non ho le competenze per poterlo dire, mi sembra abbastanza ben strutturata. Bellissimo. Mi piace, okay. E mi piace, tranquillo. Speriamo che duri, che non faccia danni, solito. Non faccia vandalismi. Bravo. È stato tolto del verde per fare una costruzione, d'accordo, che serve, ma non sono tanto favorevole a questo. Riguardo l'area cani io l'ho vista solo da fuori, mi sembra un po' piccola francamente, piccolina, io ne ho 2 e insomma le posso dare la via, fate il giro del palo e torno via, diciamo non c'è, ma questo è un problema che riguarda un po' la città. Complessivamente cosa ne pensa di tutto questo? Allora, tutto il complesso mi pare molto bello, sono solo un po' preoccupato, vedo queste strutture, non so se saranno coperte perché d'estate mi immagino un gran forno, c'è tanto cemento, seguo i social come tutti, ci sono tante lamentele riguardo all'esiguità del verde. L'inaugurazione della nuova piazza di Roiano è stata commentata con favore anche dall'opposizione, seppur con una nota di polemica riguardo l'asilo e la gestione del servizio educativo. Sentiamo. Contenti con l'asterisco i consiglieri di opposizione per l'inaugurazione del nuovo giardino di Roiano. Di base l'apertura di uno spazio pubblico con giochi per bambini, 2 fontanelle, panchine, spazio dedicato ai cani, posteggio coperto e parete d'arrampicata e colta con favore da Partito Democratico e adesso Trieste in terza circoscrizione. L'asterisco però si rifà alla questione dell'asilo. Secondo Daniele Vatta del Partito Democratico e Liliana Marchi di Adesso Trieste, infatti, il coronamento dell'intero progetto si completerà con l'apertura della scuola, ma solo con un servizio educativo interamente pubblico. Siamo tutti felici che questo nuovo spazio è aperto alla popolazione, siamo felici di vedere tutti questi bambini qua. Adesso è uno spazio appunto per le persone, il mio messaggio però che voglio mandare è apriamo questo asilo perché senza quella parte lì siamo assolutamente, abbiamo lasciato l'opera a metà, quindi questo è il messaggio che voglio mandare.
abbiamo qui l'assessore De Blasio e il messaggio va proprio a lui. Sicuramente una nuova inaugurazione, uno spazio che si apre al pubblico è sempre una cosa estremamente positiva. Ci sono voluti molti anni, il progetto è stato molto modificato e non decisamente in molte parti in meglio, però è anche vero che ormai questo c'è e con questo dobbiamo fare i conti e cercare di ottenere il meglio da questo posto aperto al pubblico, soprattutto farlo diventare uno spazio di vera aggregazione per le persone di questo rione. E dopo, come ha detto anche il consigliere che mi ha preceduto, adesso dobbiamo assolutamente puntare per l'apertura del nuovo nido, importantissima, che sia dato esclusivamente tutto al pubblico. Dopodiché avremo un ottimo spazio. Nel novero dei commenti sentiti oggi c'è quello di un verde pubblico presente ma non così tanto e lo scarso ombreggiamento. In questo secondo caso Di Piazza ha annunciato che su quelle strutture bianche che si trovano sopra i giochi dei bambini verrà posizionata una copertura con dei bambù o un telone per creare l'ombra necessaria a non patire il caldo estivo, ma visto oggi viene da dire anche quello primaverile. E il centro-sinistra invece in regione torna all'attacco per quel che riguarda la sanità e contesta i dati sui quali la Giunta sta ragionando in merito alla riforma. Vediamo. Qualche settimana fa, nell'occasione di 2 sedute della Commissione terza del Consiglio regionale, l'assessore Riccardi aveva illustrato lo stato dell'arte della salute in regione anche alla luce di una serie di dati forniti dagli uffici. Se non daremo corpo con decisioni forti che inevitabilmente possono produrre anche delle contestazioni, come sta avvenendo, e come abbiamo fatto con la rete oncologica regionale, a manovre di organizzazioni importanti, che non significa chiudere strutture ma significa qualificarle, noi vedremo la spesa continuare a crescere e i livelli essenziali di assistenza a ridursi. Questa è la sintesi formulata dall'assessore in quelle occasioni. In queste settimane alcuni esponenti del centro-sinistra hanno chiesto a Costituzione 32 di analizzare quei dati ed oggi, alla mano i risultati, hanno indetto una conferenza stampa per contestare l'utilizzo di quei dati cui Riccardi fece allora riferimento. Sono tutta una serie di ragionamenti che vengono fatti, uno, non basati su dati precisi e due, tutt'altro che razionali. Dunque l'opinione dei consiglieri presenti, oltre ad Onsel, Pellegrino, Celotti, Capozzi e Liguori, è che la Regione sbaglia se porterà avanti un progetto di risistemazione generale sulla base di quei dati. Se davvero appunto questi dati comportano la riduzione appunto dell'impegno sugli ospedali, la tesi di Riccardi è che bisognerebbe quindi occuparsi più di cronicità, dimentica che in realtà se la cronicità cresce certamente i casi acuti non diminuiscono. Si è svolto oggi l'incontro sullo studio per la possibile riattivazione dei collegamenti ferroviari passeggeri lungo la tratta Trieste-Lubiana-Zagabria-Belgrado, promosso dall'iniziativa Centro-Europea col supporto della Regione. Nel suo intervento il segretario generale INCE Franco Dalmas ha affermato che progetti come questo ci permettono di tradurre la missione dell'INCE in azioni concrete. Respect, così si intitola un'iniziativa approdata oggi a Trieste, organizzata dal SIAP per sensibilizzare soprattutto i giovani in merito a temi quali la violenza contro le donne e i femminicidi, con un appendice particolare. È alle giovani generazioni che ci dobbiamo rivolgere per far comprendere quanto sia importante cambiare il punto di vista verso le categorie più deboli, notoriamente le donne, i ragazzi, chiunque esse siano, che devono meritare rispetto, prima di tutto rispetto, che è il titolo di questa iniziativa e mi sembra assolutamente calzante. Il questore di Trieste Lilia Fredella così sintetizza Respect, la manifestazione che si è svolta questa mattina al MIB. Voluta dal SIAP triestino, l'iniziativa ha visto da un lato la partecipazione delle varie realtà impegnate sul territorio nella tutela delle donne vittime di violenza ed abuso. L'accento è stato posto anche sul lavoro della polizia, impegnata in un compito che non sempre si conclude con la fine di un'indagine o di un intervento. Quindi vi è stato un momento musicale con la partecipazione della Groove Factory Band. Pensiamo che il tema del femminicidio e della violenza di genere sia oggi un tema assolutamente
problematico, è un tema sociale che deve essere affrontato in ogni forma e sicuramente anche la forma d'arte pensiamo che possa essere un canale comunicativo importante, forte, soprattutto più di impatto per i giovani. Attraverso questa formula Respect è diventato un format. Respect sta girando per la regione perché abbiamo già fatto tappa a Udine, Pordenone, oggi Trieste e poi ci sarà anche Gorizia, proprio per parlare ai giovani, parlare di tematiche, concetti anche difficili come la vittimizzazione secondaria, la violenza assistita, l'oggettivazione, la donna come oggetto, quindi oggetto di potere altrui e non soggetto di diritti propri. Respect però si caratterizza, perlomeno per quanto concerne l'edizione triestina, per un aspetto in più. Il dipinto La misura del sogno di Arturo D'Ascanio sarà messo all'asta a favore dell'associazione Giulia Cecchettina. E in questa manifestazione che ritengo davvero prestigiosa dal punto di vista umano, mettere a disposizione un'opera il cui ricavato andrà a una fondazione contro la violenza di genere per me è davvero un onore. La consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino, ha sottolineato oggi la necessità di intraprendere una strada ferma e ben definita per la pace. Sentiamola. Noi abbiamo presentato una mozione che purtroppo è stata bocciata. Abbiamo presentato in Parlamento a firma di Angelo Bonelli un'altra interrogazione e ne abbiamo fatta anche una in Parlamento europeo con Cristina Guarda. Ecco, per noi è fondamentale che questa filiera istituzionale mantenga alta la guardia sulla parola pace. Noi abbiamo una base nucleare ad Aviano, sappiamo benissimo com'è la situazione nella nostra regione, sappiamo di essere un'importante piattaforma logistica per quello che riguarda le armature e tutto quello che riguarda la guerra. Noi questo non lo vogliamo, vogliamo il non riarmo e possibilmente il disarmo. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. È stato inaugurato nel pomeriggio il riqualificato campo da basket all'aperto di Borgo San Sergio. Vediamo il servizio. Grande festa oggi a Borgo San Sergio per l'inaugurazione ufficiale di questo nuovissimo playground. Siamo con Michael Ceri e anche la Pallacanestro Trieste presente qui oggi per questo evento che coinvolge un po' tutta la città, tutto il rione. Sì, è quello che volevamo fare, non solo una riqualificazione del campo, ma speriamo di creare dei legami fra le scuole, l'associazione qui, la chiesa, la squadra di calcio. Allora abbiamo creato un po' di un buon legame all'inizio, speriamo che oggi può essere un punto di riferimento per una realtà che può crescere nel futuro. Grazie a questo progetto Borgo San Sergio ha il primo campo di baskin all'aperto della città di Trieste, un progetto di inclusione e sport fortemente voluto dalla Pallacanestro Trieste. A tempo di record, però grazie anche alla Pallacanestro Trieste, naturalmente a Edilmaster, alle realtà associative, alle associazioni che fanno sport inclusivo, alle parrocchie, perché il bello di questo progetto è stato proprio il coinvolgimento da parte della Pallacanestro di tanti attori del sociale, dello sport, della prima squadra, ma anche soprattutto delle scuole, quindi dove c'è stata la creatività dei ragazzi la Pallacanestro ha dato una mano assieme al comune per riuscire a ripristinare in tempi da record un playground così apprezzato. Questa è un'inaugurazione che coinvolge un po' tutti, grandi e piccoli, qui a Borgo San Sergio. Sì, bellissimo quando vedi poi così tanti bambini in un campo così nuovo, credo sia un'iniziativa veramente bella e fatta bene specialmente. Sta creando problemi al traffico la partenza oggi dei lavori sul ponte sul Rio Ospo. Il sindaco di Muggia ci ha inviato un breve video, dice che chiederà la riapertura del collegamento di Farnei. Vediamo. Questa mattina sono cominciati dei lavori importanti da parte dell'EDR, quindi da parte della Regione, lungo il ponte dell'Ospo e sulle strade adiacenti, il che ha causato la chiusura da adesso e per un periodo abbastanza lungo, fino a fine giugno, del traffico che va
che si mette appunto sul ponte dell'Ospo per chi da Muggia deve arrivare a Trieste. Questo comporta e ha comportato anche già in giornata dei notevoli problemi di intasamento di traffico, perché le persone devono passare per la provinciale, la strada di Farnei, e fare un giro molto lungo per arrivare poi a ricongiungersi alla grande viabilità. Da questo punto di vista ho pensato che ho contattato anche il prefetto per chiedergli che il collegamento tra strada di Farnei e la grande viabilità, che in questo momento è chiuso a causa dei provvedimenti del governo per quanto riguarda i controlli sulla rotta balcanica, che questo collegamento venga riaperto per il tempo necessario appunto per terminare i lavori, e per cui per poter fluidificare il traffico, per immettere direttamente il traffico da strada di Farnei alla grande viabilità triestina. Per l'estate tornano i collegamenti via mare fra Trieste e l'Istria. Vediamo. Riparte il 26 giugno il servizio di traghetti fra Trieste e le principali località dell'Istria. È stato firmato in regione il contratto con il gruppo armatoriale Liberty Lines, che gestirà nel triennio 2025-27 i collegamenti internazionali via mare tra Trieste, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussempiccolo. Sì, abbiamo fatto un lavoro di grande determinazione, perché la gara inizialmente è andata deserta, poi in procedura negoziata con Liberty Lines siamo riusciti appunto a trovare termini e condizioni in modo tale da poter far riattivare questo servizio tanto sentito e tanto desiderato dai nostri cittadini, ma che adesso punta ad avere anche dei visitatori che dalla Slovenia e dalla Croazia vengano a Trieste sul nostro territorio regionale attraverso dei pacchetti. Il servizio viene ripristinato dopo la sospensione dello scorso anno e sarà attivo dal 26 giugno al 1 settembre tutti i giorni della settimana, tranne i martedì, con partenza e arrivo al Molo Quarto di Trieste. Sarà possibile trasportare fino a 200 passeggeri e 15 biciclette per ogni corsa. Previste inoltre tariffe agevolate per gruppi, famiglie, over 65, giovani e persone con disabilità, grazie ai 4,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per questa finalità. Dal 23 al 25 maggio a Trieste la 14ª edizione di Mare Nord-Est. Vediamo. Trieste si conferma ancora una volta capitale del mare con la 14ª edizione di Mare Nord-Est, la rassegna che porta in piazza Unità d'Italia scienza, cultura, sport e grandi racconti di esplorazione. Un evento internazionale che cresce ogni anno e che anche in questa edizione 2025 promette ospiti d'eccezione e momenti unici. Una 14ª edizione che potrei dire sicuramente estremamente importante e che conferma la vocazione internazionale dell'evento. Mare Nord-Est è anche educazione e sensibilizzazione, soprattutto per le nuove generazioni. Mostre fotografiche, laboratori interattivi e attività con le scuole avvicinano bambini e ragazzi alla scienza del mare. I più piccoli potranno toccare con mano campioni geologici, osservare le correnti marine in laboratorio e incontrare ricercatori dell'ARPA, dell'OGS e del Museo dell'Antartide. Un modo concreto per trasmettere il rispetto dell'ambiente e la bellezza della scoperta scientifica. Mostriamo loro come si differenzia quello che i subacquei tirano via dal mare, e quindi è una specie di approccio molto soft, però dà i suoi risultati. Non mancheranno momenti di spettacolo come la performance del gruppo Gea Danza ispirata proprio dall'universo marino, e novità come l'Ocean Film Festival, una rassegna di cortometraggi dedicati al mare e all'ambiente, pensata per coinvolgere le scuole secondarie. Assisteranno alla proiezione di vari short, così vengono chiamati, di vari short legati al mare. Questa è una cosa che è venuta fuori così quasi per scherzo, però insomma spero dia i risultati previsti, che ne sono quasi sicuro. Particolarmente significativa è la collaborazione con l'Accademia Internazionale di Scienza Tecnica della Subacquea, che proprio a Trieste premierà i più importanti esperti del settore. Verranno quindi premiati i più grandi e i più importanti studiosi di scienze tecniche appunto legate al mondo della subacquea, che mai come in questo momento ha visto la situazione geopolitica, sicuramente sta assumendo un'importanza strategica. Presentata la 26ª edizione dell'Infiorata di Opicina. Vediamo. Ognuno potrà sbizzarrirsi come desidera. Quest'anno abbiamo una categoria in più,
abbiamo le rotonde, i spartitraffici. Torna l'Infiorata di Opicina con la sua 26esima edizione, annuale manifestazione che attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi e a partire da questa edizione le nuove categorie aiuole, spartitraffico, rotatorie e isole pedonali. Promossa dal Consorzio Insieme Opicina, l'associazione culturale Marino Simic in coorganizzazione con il Comune di Trieste, l'Infiorata prenderà il via il 16 maggio con l'apertura delle iscrizioni nei negozi di Fiore, il Bucaneve, l'Agraria di Opicina e le pelletterie Roberta e si concluderà con le premiazioni dei vincitori il 6 luglio nella sala della banca ZKB. E quindi cerchiamo di ingrandire questa cosa un po' per i turisti, ma anche per noi stessi. Anche a noi piace vedere d'estate tanti fiori, tante piante, tanto verde. Credo sia una delle più belle iniziative di Opicina, che comunque insomma ci offre sempre tanti eventi, sempre legati a quella che è la tradizione, i momenti sociali importanti e credo che appunto questa capacità di sinergia del tessuto sociale di Opicina sia uno dei punti di forza del Borgo Carsico e mi fa piacere che sempre, grazie appunto all'operato del Consorzio in Via, ci sia la possibilità appunto di offrire manifestazioni sempre più attrattive, quindi congratulazioni a loro e li cito sempre come modello. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buona serata.